Buonasera a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in una nuova puntata di Archivio Jedi. Qui con me c'è come sempre il nostro CF. Buonasera a tutti. Puntata oggi diciamo un po' più corposa in quanto opere da commentare perché se vi ricordate lo scorso mese abbiamo avuto ospiti Nicola Peruzzi e Marco Ricompensa di Panini Comics con cui abbiamo fatto un po' una versione di Archivio Jedi, no? Di tutto l'anno passato, quindi di tutto il 2021, per commentare un po' come è andato l'anno scorso per Panini, e abbiamo anche ricevuto un po' di anticipazioni su questo anno ormai iniziato già da un po'. Oggi invece torniamo alla formula classica, quindi commento, recap delle opere, commento alle singole opere ovviamente, avrete avuto sicuramente più tempo per leggerle perché appunto parleremo di quelle uscite a dicembre e a gennaio. Non vediamo l'ora di commentarle un po' con voi. E intanto inizio a salutare un po' la chat. C'è Roberto che già ci ha salutato in realtà a Luna. Ciao Roberto, ciao Giabba, ciao Andrea, Alessandro, Gianluca, Edoardo, ciao Luca che dice mi serviamo lunedì in compagnia, grazie. Allora, siamo noi e tutto il resto della community con cui passare questo San Valentino in realtà, ma il nostro cuore è nel lato cartaceo della forza anche questa sera. E Una soprattutto volta poi una volta finita la puntata, vi invito a recuperare San Valentino di sangue 3D sulle migliori piattaforme streaming. Non è uno scherzo, esiste davvero quel film. Oppure a leggere uno dei tanti libri e fumetti di Star Wars dedicati al lato romantico della forza, tipo Matrimonio, o a preordinare il libro appena annunciato dedicato al matrimonio di Luke, di Luke, ciao. Dopo ne parliamo, dai, Di Anne e che sono Leia, dopo ne carico. parliamo. Dai. Sono carico. E c'è Raghi, c'è Alessandro, ciao, Gianluca ancora, Jose, Edwan, Nick, ecco qua, ciao a tutti. E bene, allora prima appunto di parlare delle cose un po' cicciose di questa giornata, iniziamo con il solito recap delle uscite. Anche se l'abbiamo fatto il mese scorso, comunque lo facciamo anche in questa puntata, anche perché poi saranno le opere di cui parleremo. A dicembre dell'anno scorso è uscito Star Wars Classic Volume 5, Inseguite dall'Impero, che io ho lasciato in libreria stupidamente perché ho preso soltanto il 6, però è uscito anche quello, pensavo fosse uscito a novembre sinceramente. Poi è uscito il 10° spillato della serie regolare Star Wars, quella appunto ambientata dopo episodio 5. Il 16 dicembre poi invece è uscito il secondo volume della serie Dottoressa Afra 2020, intitolato Il motore perduto, eccolo qua. E anche l'8° spillato dell'Alta Repubblica, appunto l'Alta Repubblica numero 8, e la prima e anche il primo volumone, diciamo un po' di peso, di dicembre, che è stato l'Epic di Tempi Oscuri, che io non ho preso perché ho tutta la serie nella prima edizione in 100% Panini Comics, ma vedete che CF ci mostra l'Epic in tutta la sua magnificenza, come sempre. Esatto. Magnificenza di CF, anche dell'Epic. E l'impossibilità di sopravvivere di convivere col senso di colpa di avere Tempi Oscuri incompleta nell'edizione 100% ci ha obbligato al cambio di formato. Io invece me la sono sentita. A testa bassa e avanti. Sì, esatto, io me la sono sentita. Poi, proprio sul finire dell'anno, il 23 dicembre, è uscito un romanzo a lungo atteso, devo dire, comunque dai fan italiani, che è Da un certo punto di vista, From a Certain Point of View, che è la raccolta di 40 racconti scritti da altrettanti autori diversi per celebrare il 40° anniversario di Una nuova speranza, e infatti è uscito in lingua originale questo nel 2017. Dopo ben 5 anni arriviamo anche alla sua pubblicazione italiana. Un bel traguardo, devo dire. E 5 anni e la recensione ti riferivi, non alla pubblicazione del Sì. romanzo in sé, ma dalla recensione a lungo attesa. Questo poi sarà un retroscena che racconteremo più avanti in questa serata.
Sempre il 23 dicembre è uscito anche Star Wars volume 11, La flagellazione di Shuturun, che io non ho preso, perché io in realtà di Star Wars ho deciso che recupererò gli omnibus quando usciranno, però eccolo qua. 11° appunto arco narrativo della serie Star Wars del 2015, che quindi adesso sta anche giungendo a conclusione un po' più rapidamente anche nei brossurati. Passiamo invece a gennaio, in cui in realtà non è uscita non sono uscite moltissime cose. Oltre a Star Wars Classic volume 6, questo invece ce l'ho, quindi ve lo faccio vedere, La resurrezione del male, con sempre queste bellissime copertine, è uscito anche Star Wars 11, l'11° spillato, e soprattutto anche questa è un'altra pubblicazione che è andata un po' in ritardo, probabilmente doveva essere una strenna natalizia, però sono andati un po' in là coi tempi, il bellissimo Miti e Favole. Eccolo qua nella sua edizione italiana, che corrisponde alla Target Edition e di cui vi parleremo meglio più avanti nel corso di questa sera. E a fine mese, a fine gennaio, è uscita l'Alta Repubblica numero 9, il solito spillatino. Questo l'ho preso per farvelo vedere, più che altro per ricordarvi che questo spillatino è quello che fa iniziare il nuovo arco narrativo, l'Ombra dei Nil. Poi, come sempre, ne parleremo quando uscirà il volume brossurato. Detto questo, io inizierei a bomba con i commenti, perché le opere di cui parlare sono molte, e quindi non, come dire, vorrei dedicare a tutte le opere il suo tempo, e inizierei da Afra, se sei d'accordo. Sì, e prima, Andiamo... forse una prima cosa, ricordiamo anche l'appuntamento di domani, subito Ah, in certo. partenza. Allora Mhm. facciamo subito un momento di reminder. Vi ricordiamo che venerdì scorso non abbiamo trasmesso la puntata di Sundari Nights Live di commento al finale di The Book of Boba Fett per alcuni problemi con il nostro ospite, che non ha avuto un impegno, non poteva, però saremo in diretta domani sera, sempre qui su YouTube, con il 7° episodio della seconda stagione di Sundari Nights Live. Commenteremo il gran finale di The Book of Boba Fett insieme ad Andrea Bellusci di Nerd Movie Productions, che probabilmente molti di voi conosceranno se siete anche un minimo appassionati di cose relative alla Marvel, ad esempio. Ci sarà ovviamente Deboz a condurre, ci sarò sicuramente io, e poi probabilmente qualcun altro nella redazione. Credo che CF forse voglia dire la sua sul finale di questa stagione. Non penso che presenzierò, non credo, o se entro pochi minuti, perché veramente non ho niente da aggiungere, se non grazie a Dio è finita, e grazie a Dio che esistono ancora i romanzi e i fumetti, tutto qui. Non ho altro da aggiungere che non sia già stato detto, tutto qui. E inoltre colgo l'occasione anche per ricordare a chi ci sta seguendo adesso in diretta, ma anche a chi ci seguirà sotto forma di podcast, che abbiamo lanciato questa seconda edizione degli Star Wars Libre Comics Awards, che premieranno, come già fatto l'anno scorso, i migliori libri e i fumetti secondo i fan di Star Wars, secondo noi redazione di Libre Comics e secondo alcune redazioni selezionate del fandom italiano, appunto i migliori libri, fumetti, scrittori, disegnatori, copertine dell'anno appena passato. Quest'anno ci dedichiamo soltanto alle opere uscite in italiano, che sono state tantissimo, e vi lascio qui il link in chat e poi anche, per chi ci ascolta in podcast, nella descrizione per votare. E mi raccomando, fatelo, perché insomma poi faremo una bella diretta per assegnare questi premi il 25 febbraio, cioè quando Star Wars Libre Comics compie 7 anni. Ma direi che abbiamo ricordato tutto per il Sì. momento, e per cui passiamo al commento vero e proprio, con questo secondo arco narrativo della dottoressa Afra, che secondo me riesce a essere un arco narrativo in cui secondo me Afra funziona bene in questa dimensione che le è stata data in questa serie 2020. Non so che ne pensi tu, ma Vai rispetto alla prima tu, se che poi vai prima tu. rispetto alla serie, diciamo del 2016, dove c'era un'Afra sempre sempre in fuga, dove, secondo me Afra non faceva poi più di tanto il suo mestiere, cioè quella dell'archeologo un po' criminale,
però era sempre in situazioni molto più criminali, molte meno archeologiche. A me piace la direzione presa dalla serie del 2020, perché rimette un po' Afra al suo posto e le fa fare quello che secondo me le riesce meglio. Mi è piaciuto moltissimo la contestualizzazione della vicenda, soprattutto il fatto che sia qualcosa di legato all'Alta Repubblica, soprattutto perché CF è morto, poverino, soprattutto perché questa contestualizzazione dell'Alta Repubblica, questa è una delle prime volte che la vediamo non trattata da un'autrice, da una non luminosa, diciamo, cioè non da una degli architetti del progetto Alta Repubblica. Infatti la sceneggiatrice di questo fumetto è Alyssa Wong, che non ha niente a che vedere con i cinque luminosi, quindi Cavan Scott, Charles Soule, Claudia Gray, Justina Ireland e Daniel Rose Holder. Quindi ho molto apprezzato il fatto che iniziamo a vedere Alta Repubblica comparire nel resto della timeline della saga in maniera naturale. Poi è ovvio che si saranno parlati e anzi è molto ovvio quando andrete a leggere i prossimi volumi della serie L'Alta Repubblica Avventure, vedrete i collegamenti che ci sono con questa dottoressa Afra, però è bello vederla così inserita quest'epoca in maniera organica nel resto della saga, appunto anche a fumetti. Mi sono piaciute anche le varie vicende un po' in parallelo, anche se quella del clan Invitto secondo me è quella un po' più debole, e mi è molto piaciuta tutta la figura di Domina Tag, che secondo me è super interessante come personaggio, come resa, è abbastanza temibile e questa cosa mi piace molto. E, che dire, secondo me è una buona continuazione. E inoltre vi ricordo che l'ultimo albo in realtà funziona già da preludio alla guerra dei cacciatori di taglie, per cui questo volume andrebbe letto prima poi di iniziare il crossover, almeno per quanto riguarda la parte di Afra. Tu invece, CF, sei più critico? Bah, solo un pelo, meno per i miei standard, meno dei miei soliti standard, ecco. No, io con Afro ho sempre avuto un rapporto di amore barra, prendetelo con le pinze come termine, apatia, perché certi archi narrativi, se ripenso alla prigione fantasma, mi sembravano appunto, come hai detto tu, troppo delle fughe, Afra continuamente in fuga, continuamente, che per quanto fossero in un contesto bellissimo, perché c'era moltissima lore, moltissimi elementi proprio nuovi da quelli più classici della galassia lontana lontana, mi mostravano sempre un personaggio che scappava a rotta di collo. Con questa Esatto, sì. serie, come hai detto tu, l'indirizzo sembra essere un po' diverso, però non sono ancora proprio riuscito a entusiasmarmi pienamente. Ho letto con piacere il tutto, non ho molto approvato l'ennesimo rientro in scena di Sana, perché voglio capire questo rapporto, se troverà una risoluzione o sarà comunque un eterno tira e molla tra i due, perché comunque non è una novità, è noto, forse è la seconda o la terza volta che i personaggi si reincontrano, e quindi a volte dico, cambierà qualcosa o sarà eternamente Sana che vuole piantare un colpo di blaster in fronte a lei e Afra che cerca di manipolarla, per così dire. Però ho apprezzato il collegamento all'Alta Repubblica, Domino, ho anche apprezzato, per quanto semplice, l'antagonista, è il clan Invitto, la leader, adesso mi sfugge il nome perché purtroppo l'ho letto. Vucora, credo. Sì, esatto. Sì, sì, Mi era sì. piaciuto abbastanza, del design anche semplice, molto belli i colori, soprattutto quello del Sì. pianeta arboreo dove si svolge forse la seconda metà o comunque l'atto finale. Quello Mhm. mi era piaciuto a livello di impatto di colori. Per il resto, boh, il finale, comunque la tavola finale penso ti abbia fatto felice, l'ultima pagina. Sì, sì, E sì. rimaniamo fiduciosi, quindi per me comunque è una sufficienza pienissima, anche se magari mi manca il guizzo che poteva avere con lei al fianco di Darth Vader per ovvi motivi. Però comunque dai, direi rimaniamo fiduciosi.
da bocciare totalmente la sottotrama, quella su Canto Bight, Just Lucky, si Sì, chiama il sì, personaggio. Just Ecco, Lucky, sì. quella lì proprio non mi attrae minimamente, non riesco, diciamo, a farmela piacere quella sottotrama. Voglio Sì. capire, non leggendo in inglese, non so quale peso avrà questo personaggio nell'economia della serie. È stato introdotto già nel primo volume, quindi sembra che sia uno dei comprimari principali, però vedremo come si evolverà, ecco. Resta da dire che non mi è rimasta per niente impressa la sua sottotrama nel presente volume brossurato, ecco. Sì, io ho letto La guerra dei cacciatori di taglie, lo sai, in lingua originale e, lì secondo me la sottotrama raggiunge un punto che dici: "Ah okay, allora cioè ci sta". Uhm, Però in effetti è probabilmente la parte un po' più debole di questo volume. Alessandro cita, tra le cose che gli sono piaciute, la presenza Vero, di Lady vero. Proxima e le corse dei Fathier su Canto Bight. Sì, vero, concordo. È Sì, bello vero. che alcuni aspetti, degli ultimi film, anche se, uhm, possono essere stati criticati, possono non aver avuto un successo, di pubblico, quello che volete, è molto bello che tutti questi elementi cioè stiano venendo inseriti pian piano, appunto un po' come l'Alta Repubblica, in maniera organica nel corso della saga. Alessandro, se ti è piaciuta la presenza di Lady Proxima, sono sicuro che apprezzerai anche moltissimo il romanzo legato ad Alta Repubblica, Midnight Horizon, che è l'ultimo young adult, quello di Daniel Householder. Io l'ho finito di leggere in realtà una decina di giorni fa, non ho ancora avuto il tempo di finire di scrivere la recensione, ma essendo ambientato su Corellia interamente, puoi immaginare come i riferimenti a Solo e appunto a tutto il sottobosco criminale siano assolutamente prominenti nel romanzo. Quindi poi ovviamente lo ricorderemo quando il romanzo arriverà in Italia, insomma, E immagino durante quest'anno. sempre a proposito di Lady Proxima, io consiglio sempre, infatti Panini portalo, gli Adventures, la prima serie, quella del 2017, il volume penso sia l'8º, è il Flight of the Falcon, Sì. in cui Han torna su Han o Kira, non mi ricordo chi dei due, penso proprio Han, torna su Corellia e rincontrano nuovamente Lady Proxima anni dopo appunto gli eventi dello spin-off. Comunque quel volumetto è godibile singolarmente e davvero svetta tra tutti gli altri degli Adventures, quindi secondo me ragazzi recuperate anche quello perché è davvero una piccola gemma. Molto bene, dopo questa, diciamo, breve divagazione, appunto vi ricordo che di, Arte Repubblica, non parliamo, parliamo poi quando esce il volume diciamo 2 parole su Tempi Oscuri direi. Chef, vuoi iniziare tu? Sì, sì, è la ristampa integrale dei primi 3 brossurati 100%, più i 2 numeri della serie Republic contenuti nel volume Le guerre dei cloni Scaccomatto, se non erro, che fanno da prologo a quelle che sono le prime pagine della serie vera e propria Tempi Oscuri. La ristampa ha qualche piccola correzione, sebbene rimangano delle imprecisioni a livello terminologico. Il formato è il solito Epic che diciamo è analogo appunto a quelli già usciti come Eredità, Cavalieri della Vecchia Repubblica e anche il primo che è stato quello di Maul contenente Figlio di Datomir e Darth Maul per episodio 1. Il dimensionamento è analogo a quelli dei DC Black Label o Library, non mi ricordo purtroppo, quindi senza sovraccoperta, un po' piccolo, più piccolo degli omnibus, ambientata immediatamente dopo episodio 3, è uno dei pochi prodotti in realtà ambientati nell'universo Legends dopo episodio 3 ad essere arrivati in lingua italiana, e segue le vicende dell'ex generale Jedi delle guerre dei cloni Dust Jennir, che viene appunto tradito dai suoi cloni e si trova da solo in una nuova galassia più oscura e violenta. Nel suo percorso troverà dei nuovi compagni di viaggio, con i quali non compirà tutta la serie assieme. Infatti a un certo punto in questo volume le strade si separeranno. Questa è diciamo, quella delle serie principali della Dark Horse, le regolari che ricordiamo sono Tempi Oscuri, Eredità, Cavalieri della Vecchia Repubblica e
Eredità. Empire e Rebellion. Beh, Eredità Quelle sì. forse non so quanti numeri hanno, però dico in italiano sono arrivate queste macro serie e questa secondo me è quella un po' meno riuscita. Non di meno, Sì, comunque ottima, comunque le ho dato un 8 se non sbaglio, ed è molto adulta, quindi questa è una delle serie più adulte che potrete trovare, in sì. particolare il colpo di scena alla fine del primo arco narrativo, quello legato al nosauriano Bomo Greenbark, che è alla ricerca della sua famiglia, e sorprende in positivo per i toni adulti, per i colori, scusate, i disegni, sebbene ci siano degli elementi molto, molto al ribasso in alcuni numeri, però ad esempio la parte del crossover Eredità, che si collega a Cavalieri della Vecchia, crossover vettore che si collega a Cavalieri della Vecchia Repubblica, è davvero una gemma. Quindi il consiglio è recuperatela. Curiosamente saranno solo 2 volumi, quindi sono riusciti a compattarla. Io avevo ipotizzato 3 inizialmente, quindi con questi 2 volumi riuscite a trovarla integralmente, una serie che comunque ha avuto molte discontinuità a livello di pubblicazione in lingua originale, una serie che nel 2012 mi pare abbia finito il suo corso, dovuta anche alla vendita della Lucasfilm e quindi dei conseguentemente passaggio dei diritti che sarebbe avvenuto nei confronti della Dark Horse verso la Marvel. Consiglio è recuperate come tutti gli Epic per il formato elegante e per il fatto che si tratta comunque di serie della qualità davvero elevata. Sì, esatto. E Tempi Oscuri è, probabilmente la serie più adulta e secondo me meno fumettosa di quel corpo lì di serie Dark Horse. È quella che da un lato incarna forse nella maniera più diversa, appunto più adulta, più oscura, come dice anche il titolo, che declina la saga di Star Wars nella maniera appunto più oscura, più adulta. Per farvi un paragone, mentre KOTOR comunque aveva dei notevoli relief comici, aveva uno stile, per quanto narrasse delle vicende di guerra, era comunque una serie dai toni tutto sommato leggeri, e mentre d'altro canto Eredità era una serie invece, secondo me, più Sborona. equilibrata, più sborona, più epica, più tutto, cioè Eredità è Star Wars sotto steroidi essenzialmente, cioè prendi la trilogia Sotto originale, spaccacervelli. esatto, imbottiscila di spaccacervelli, di steroidi e ottieni Eredità, praticamente. Questa invece è la serie forse più intimista, anche per proprio le vicende, il coinvolgimento emotivo del protagonista di Das Jenner, ma anche quella appunto più oscura, più anche pesante. Tutte le vicende di Bomo Greenbark sono abbastanza tristi, abbastanza pesanti proprio per quello che viene narrato. Quello che io non avevo apprezzato molto all'epoca, magari rileggendolo in formato Epic la percezione sarebbe diversa, è il un po' salto tra un arco narrativo e l'altro, tra tante sottotrame che poi giungono più o meno a conclusione, se non sbaglio, nell'ultimo volume, ma tanti più o meno in realtà, Sì, alcune sono 4 sottotrame, di cui 3 si congiungono nel finale e una è stata finita nell'arco narrativo precedente. esatto, Sì, sì. e anche interi volumi in cui i protagonisti a cui uno è abituato non compaiono. Ecco, credo che in Epic questa cosa funzioni meglio, perché comunque hai la possibilità di leggere l'arco narrativo, cioè 3 archi narrativi o 4 di fila. Quando erano usciti al tempo ed erano anche inframmezzati da diversi mesi, perché era il periodo in cui Panini pubblicava, sì, ma pubblicava con un ritmo decisamente diverso da quello odierno, avevo un po' sofferto questa discontinuità. Quindi secondo me l'Epic è un formato che nobilita Tempi Oscuri, quindi E assolutamente l'originale ancora di consigliata. più, perché c'era stato uno stacco di addirittura 1 anno, se non sbaglio, comunque 9, 10 mesi, quindi non solo a livello proprio di pubblicazione italiana, ma anche in lingua originale, probabilmente c'è stata una sorta di ripensamento nella pausa,
che gli aveva spinti a votarsi ad alcuni personaggi piuttosto che ad altri, riunendo comunque le trame nel finale, come hai detto tu. Nick ci chiede: consigliate di aspettare che esca il secondo volume di Tempi Oscuri e prenderli entrambi o prendere subito il volume 1? Vista la situazione di come le cose di Star Wars esauriscono, al momento se qualcosa ti interessa, io consiglio di prenderla il prima possibile, appena riesci. Perché metti che poi diventa esaurito, metti che poi non lo trovi più tra 3 mesi, tempo che esce il secondo volume comunque passerà sicuramente, secondo me, almeno se ne parla almeno ad aprile, ma secondo me anche più in là. Quindi secondo me meglio prenderlo e comunque leggerselo, sono 3 brossurati all'interno, quindi c'è un po' di materiale, te lo puoi anche leggere con calma, però meglio prenderlo, secondo me. Ed è quello che consiglia anche Mattia, che saluto. Ciao Mattia. Sì, per non farti troppo terrorismo psicologico, è valido tutto. Forse gli epic sono un po' meno soggetti ad Sì. esaurimento. Il discorso di Giorgio vale assolutamente per i brossurati e le raccolte o anche magari i romanzi. Se te la senti, tra virgolette, di rischiare, puoi sempre aspettare quei 8-9 mesi, di solito il mese di novembre in cui magari Amazon fa lo sconto del 15% annuale, e ricordiamo perché appunto Panini non lo fa mai sul suo sito, lo sconto annuale a cui potrebbe assoggettare i suoi volumi del 15% per un mese all'anno. Quindi se uno proprio ha delle spese ingenti può dire aspetto quel mese all'anno che sono valido non solo su Amazon ma anche sui vari store come Feltrinelli, IBS e compagnia, in cui si ha il 15% sui volumi, che torna a essere finalmente uno sconto che aiuta, ecco, aiuta le tasche. Quindi recupera, però sappi che magari le Epic sono quelli su cui puoi andare un po' più sul sicuro nell'aspettare, ecco, tutto qui. Sì, 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 no, questo è vero. Io ho fatto un po' di terrorismo psicologico perché Per i comunque volumi singoli, sì, cioè la assolutamente. situazione è quella che è, chi segue Star Wars, ma anche le altre serie immagino, ne è consapevole, per cui è bene ricordarlo, ecco. E colgo l'occasione anche di questo momento domande per leggere la domanda di Riccardo che ci chiede: secondo voi ogni quanto uscirà un romanzo della serie I grandi romanzi Legends? Non vedo l'ora che esca finalmente la ristampa di Dark Lewis con la nuova copertina bellissima. Allora, ottima domanda. Il primo Darth Bane è uscito a febbraio, poi lo ricorderemo più avanti. Secondo me 3 mesi almeno, secondo me anche 4. Però considerate che appunto ci sono molte cose. Alcuni romanzi secondo me usciranno un po' più rapidamente, principalmente quelli già stati tradotti, però se ci dovessero essere degli inediti, come la timeline all'interno dello stesso volume di Darth Bane lascia suggerire, allora magari i tempi potrebbero allungarsi un pochino di più. Io dico 3-4 mesi. Tu, CF, cosa stimi? Condivido, però aggiungo la piccola nota che è tutto in funzione delle serie TV. Palesemente con Kenobi possiamo aspettarcelo per maggio-giugno, quindi Sì. già, come dici Ah, è tu, vero tre che il mesi. prossimo è già Kenobi. Il prossimo è Kenobi. Poi dovesse arrivare qualcosa in originale, magari di canonico, tipo i segreti dei Sith, no, i segreti, le ombre dei Sith, Shadows of the Sith, che Mh-mh. arriverà a maggio in lingua originale, magari annunciano una serie TV, Panini corre come una matta per portare il romanzo, giustamente. Quindi è tutto anche in funzione di quella che sarà la programmazione del Dell'audiovisivo, visivo. ecco. E ricordiamo che tra l'altro domani dovrebbe uscire anteprima, quindi Anteprima. speriamo di trovare anche qualche novità legata a Legends. Possiamo ricordare che ci possiamo aspettare, avevano detto maggio, forse da un certo punto di vista 2, quello di episodio Sì, 5. sì, Speriamo di sì. rimanere comunque sorpresi con qualcosa di inatteso, ecco. Sì, 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 vi ricordo appunto domani esce l'anteprima relativa a maggio, però vi ricordo sempre che poi si va sempre anche qualche mese oltre, a volte si va anche un mese prima, per cui potrebbe essere che nell'anteprima di domani, scusate, l'anteprima di domani è relativa ad aprile, però è probabile che qualche cosa di maggio ci finisca dentro, ad esempio Kenobi se dovesse uscire entro maggio o magari giugno.
Speriamo di avere dettagli sul famosi Diari di Ben Kenobi, l'edizione vero. lusso. Sono molto curioso anche perché il prezzo non ce l'hanno voluto dire, mi sembra, e quindi voglio vedere che cosa riusciranno a tirar fuori, magari se faranno vedere anche un mock-up del libro nell'anteprima. Spero di sì. Anche Speriamo sia perché super lusso. sì, 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 assolutamente no. Quella non vedo l'ora, sinceramente. Bene, parlando del prossimo volume, invece, c'è La flagellazione di Shutorun, che abbiamo escluso, ricordiamo, dal nostro Libre Comics Awards. Colpevolmente. Colpevolmente, no? Ci è stato un attimo segnalato da alcuni, insomma, dal nostro lettore in chat, però noi per selezionare i partecipanti agli awards abbiamo fatto una votazione interna alla redazione dove poi abbiamo selezionato i 5 più votati per ogni categoria e La flagellazione di Shutorun non è arrivato in questa shortlist, diciamo. Votazioni assolutamente chiare, prive da qualsiasi forma di intimidazione o minaccia interna. Gli Star Wars Libre Comics bulgari Sì. awards. Nella tua cabina elettorale CF ti vede. Allora, questo 11° volume riporta in campo un personaggio, secondo me, molto riuscito, che è quello della regina Trios, che era già comparsa nell'arco narrativo La guerra di Shutorun, cioè il terzo volume di Darth Vader 2015, e che mentre lì era diciamo un po' una ragazzina, era un po' naif, era un po' ingenua. Qua invece la vediamo nelle vesti di, diciamo, prendiamo in prestito dalle fiabe questo termine, di regina cattiva. E l'arco narrativo comunque, secondo me, soffre un po' della lungaggine della serie. Cioè, per quanto bello, il fatto è che si porta dietro un carrozzone, secondo me, un po' pesante. E inoltre ha un finale un po' scontato, almeno io ho questo ricordo, cioè alla fine sai cosa aspettarti, quindi è un po' scorre un po' via appunto in maniera come ti aspetti, ecco. Tu CF avevi qualcosa da aggiungere? Io so che sei Sì, sì, abbastanza critico con la serie 2015, sì, anche giustamente. sono stufo di questa serie, posso dirlo. Non vedo l'ora che finisca per passare al post episodio 5. Come hai detto tu, è molto bella l'evoluzione della regina Trios, che abbiamo visto anche nella Speranza muore, nella battaglia di Makotà, se non erro, che aveva fatto il doppio barra triplo gioco tra Sì. Impero e Ribellione. Soffre però della solita, tra virgolette, ribellione. Tra l'altro Deboz magari mi correggerà, ma questo forse è l'ultimo arco narrativo nel primo anno dopo Yavin, perché mi pareva che Ribelli e Banditi, o comunque l'ultimo arco, salti di un anno barra due per avvicinarsi più a episodio 5, e abbiamo l'ennesimo episodio di I ribelli sabotano cose, che sia Simon 1, che sia le trivellatrici di Jedha, che siano l'Harbinger, il destroyer dell'ultimo volo, il quarto arco narrativo. Abbiamo i ribelli che sabotano qualcosa di imperiale, combattono, sparano, saltano. Non sarebbe un problema se non ci fossero già 10.000 storie così di Star Wars. Parlo non solo di canone, ma anche dell'universo espanso. Quindi per chi ha letto tanto, effettivamente magari può essere un po' pesante rivedersi ripetuto il solito leitmotiv, però una sufficienza, un 5,5 glielo possiamo dare tranquillamente. Chiude, diciamo, l'arco aperto con la guerra di Shutorun, chiude col personaggio, però alla fine non resta tanto, ecco, quindi mi ha lasciato un po' perplesso. Mi ha detto va bene, è un ulteriore passo verso la fine, ma niente di imprescindibile, ecco. Secondo me la seconda metà della serie, dopo l'abbandono o l'avvicendamento di Aaron, quindi dopo il sesto arco narrativo tra le stelle, è andata un po' scemando, ecco. Ha raggiunto purtroppo a livello solo narrativo, perché i disegni
di Andrea Broccardo mi erano piaciuti abbastanza, con La fuga, cioè proprio con La fuga mi sono visto messo a dura prova. Qua cerca comunque di trovare un nuovo indirizzo, non ci riesce, però alla fine prossima, dai, abbiamo tenuto duro fino adesso, terremo duro ancora un po'. Mi è piaciuto molto, molto, molto il duello tra Trios e Leia, ecco, Sì. questo va reso Quello, merito. quello bello, quello anche, come dire, aspettato ma dovuto, cioè Chi combatte per cosa? sì, cioè dovevamo avere quel momento anche dopo appunto il confronto, quello, il doppio triplo gioco che menzionavi tu prima. Mhm. Era qualcosa di dovuto sia a Leia da un lato, ma secondo me anche a Trios. Appunto chi combatte per cosa e anche le motivazioni dietro al combattere per una causa o per l'altra, ecco, sono momenti che riescono bene a approfondire questo personaggio, ma anche il personaggio di lei, ovviamente, diciamo, specularmente, ecco. E rispondo anche a Riccardo che chiede quanti volumi saranno in totale a comporre la serie Star Wars. Vabbè, gli ha risposto già Raghi, saranno 13 in totale, per cui ci sarà un volume 12 che è Ribelli e Banditi, e poi c'è un volume, tra l'altro il volume 12 dovrebbe uscire a febbraio, e il volume 13 invece, non mi ricordo adesso il titolo in inglese, però conterrà sicuramente Empire Ascendant e gli ultimi numeri proprio della serie, che sono un po' più corposi. Dai che l'incubo sta per aver fine, ragazzi. Poi si inizia quella di Soul che, devo dire, soffre dello stesso problema, cioè dopo un Va po' bene. i ribelli... allora, i ribelli dopo un po', come dire, Scappano, 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 scappano. scappano e voglio dire, la storia è quella. Però per fortuna spinge molto di più sul lato Luke Luke. e Ordine Jedi, e quindi ha dei guizzi narrativi notevoli. E poi io effettivamente, quando poi arrivo alle pagine dove c'è la flotta ribelle che va da un rendezvous point all'altro inseguita da un qualche ammiraglio che ha qualcosa contro Leia, un po' mi stufo, cioè, ma perché l'ho visto 1000 volte. Ho Però l'incubo di quello pelatone col braccio robotico di sì. Jedha. Mamma mia, che incubo. Poi con quei colori che lo facevano A- sembrare un bambolotto di plastica. Adesso mi Adesso, sfugge il nome. sì, è vero, è vero. Adesso c'è la pupilla di Tarkin che ce l'ha su perché Che non è ha... Dala. No, No, ok. no, Una Dala, insomma. sì, 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 esatto. No. Però c'è Zara, si chiama, sempre una grande fantasia di nomi. Si scopre che è la figlia di Tarkin e Dala. Scommettiamo? Non mi ricordo adesso se, ma perché io davvero rimuovo completamente dalla mia memoria le parti coi ribelli, mi rimangono soltanto quelli di Luke, per cui No, speriamo che non si trascini tanto, essendo solo 6 mesi Mhm. praticamente in Però universe. ecco, c'è molto di più il rapporto tra Shara Bey e Cass Dameron, che sono, diciamo, più che comprimari, e quello è molto bello, reso Mm. molto bene, secondo me. Ehm, Bene, arriviamo a, direi, il primo piatto grosso di questa serata, che è, da un certo punto di vista, questo romanzo, raccolta di racconti in realtà, davvero corposo, uno dei titoli che, devo dire, era forse tra i più attesi dai fan italiani, cioè nonostante tutto, cioè, io l'ho percepito come molto atteso Era perché... ricorrente. Esatto, era una richiesta molto, molto frequente. Ehm, Da un certo punto di vista è un'opera molto particolare, secondo me. Ha degli alti che sono davvero alti, dei bassi che sono davvero bassi. È un'opera con tanti stili perché è comunque realizzata da 40 autori diversi. I punti di vista sono effettivamente molto, molto particolari. Alcune storie hanno, secondo me, dei guizzi di scrittura e di stile davvero incredibili. Penso alla storia in versi, ad esempio, quella in pentametri giambici,
Di penso Endosher. sì, 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 di Döscher, sì. Resa abbastanza bene, purtroppo non in metrica, però vabbè, era impossibile. Comunque resa in poesia, non appunto in metrica, shakespeariana, che sarebbe stato un sogno, però, mi rendo conto che sarebbe stato troppo difficile. Per chi ha presente come suonano i sonetti shakespeariani, hanno una metrica, quella del pentametro giambico, molto ben precisa, per cui, chi ha letto le altre opere di Döscher, che sono tutti gli adattamenti shakespeariani di tutti i film di Star Wars in realtà, sa che, andrebbero letti con la cadenza corretta, cioè come quando leggi appunto una poesia in metrica. La metrica è tipo "Shall I compare thee to a summer day", cioè è molto cadenzata. Questa cosa un po' si perde in italiano, però, per ovvi motivi. La storia che io ho preferito è sicuramente quella, di Maestro apprendista di Claudia Gray, su Obi-Wan e Qui-Gon. E secondo me il romanzo ha, cioè la raccolta dei racconti ha un grosso problema, cioè tutti i suoi problemi sono riconducibili a un problema, cioè il fatto di dover raggiungere il numero 40 e quindi essenzialmente andare a pescare tutti i personaggi di sfondo dalla taverna di Mos Eisley per raggiungere 40 storie, e rendiamoci conto che, dopo un po', secondo me, di tutte queste vicende super secondarie, da dei punti di vista davvero fuori di testa, come quelli degli avventori della taverna di Mos Eisley, ecco, secondo me a un certo punto passa l'interesse. Cioè un conto è avere il punto di vista, di, Skippy, di R5D4. Un conto avere il punto di vista, del soldato, no, che non vuole, compilare registri in più, compilare protocolli, perché, come dire, perché, non e decide di non sparare al guscio di salvataggio. Cioè queste sono qualcosa che effettivamente arricchiscono e strappano un sorriso, no, arricchiscono la storia e sono in grado di strappare un sorriso. Alcune storie, appunto, come Maestro apprendista, non solo arricchiscono, ma strappano davvero più che un sorriso, ma una vera e propria emozione. C'è però quel blocco centrale di storie su Tatooine, attorno alla cantina di Mos Eisley, che francamente sono state davvero difficili da leggere. Questo Oltre che è lunghe, quello. eccessivamente lunghe rispetto agli altri. Mi Sì, ricordo quella di Muftak, forse quello del Talz. sì. Mi ricordo un incubo, io non finiva più. No, io quella a un certo punto credo di averla saltata. Mm. Cioè non l'ho finita perché proprio non ce la facevo. Ed è un peccato, perché poi il libro è un tomone, lo vedete, cioè è davvero importante e di peso. Però probabilmente poteva essere sfoltito, o quantomeno potevano essere scelti degli altri personaggi, ecco. Questo anche la storia di Ben, quella ovviamente scritta da Cavan Scott, figuriamoci, del duello con Vader, è stupenda. Quindi leggere qualcosa del genere, che appunto è una bella storia ben scritta, e poi leggere, magari il segmento in poesia, che non dice niente di più, però è almeno stilisticamente diversa, e poi invece avere un racconto molto lungo dedicato al Talz, ecco, quello è stato davvero, insomma, davvero faticoso. Appunto, alti molto alti, ma bassi davvero bassi, per cui rimane un libro un po' così oscillante, secondo me. Sì, sì, è condivisibile tutto dalla prima all'ultima parola. Io non l'ho riletto in italiano, però ricordo molto positivamente i racconti Eclisse, quello Sì, della morte della regina Brea vero, mentre viene bello. distrutto Alderaan, A un passo della grandezza, quello di Pablo Hidalgo, tra l'altro, Mm. dedicato a Krennic sulla cima della torre delle comunicazioni di Scarif. Mi aveva positivamente colpito anche quello del Capitano Antilles, la prima che spiega come abbiano tracciato la Tantive 4, e ultimo anche quello dell'assaltatore su Tatooine che decide di
di lasciarsi tutto alle spalle. Tra l'altro un personaggio che mi pare ricorra anche nei fumetti canonici, nelle serie Sì, post episodio 5, quindi molto, molto bello che sia stato mantenuto quel concept. Gli alti molto alti, come dici tu, quelli che ho appena detto anche, e bassi davvero bassi, la storia del droide topo, scritta sì, come mamma mia. una sorta di log, di info, quello È di Moff vero. Tark della taverna e quello di Boba Fett, che se mi avessero detto che nel 2021-22 sarebbe uscito il Boba Fett presentato in questo stramaledetto racconto, un Boba Fett logorroico, cioè che non ha niente a che vedere con la figura fredda e solitaria, sia un Boba Fett che fa un flusso di pensiero che è una roba che sommerge il lettore. Non è qualcosa di organico, è un flusso di pensiero ininterrotto mentre è in attesa di Han che arrivi all'attracco 94 in compagnia appunto di Jabba e gli altri sgherri per intimidirlo. E mi aveva colpito molto molto negativamente all'epoca quel racconto e devo dire che il tempo non è stato clemente col personaggio e quindi diciamo è in continuità col personaggio di The Book of Boba Fett, ecco. Quindi se c'è E qualcosa di buono da estrarre da quel racconto è almeno la continuità a livello di personaggi. di rispetto. E ecco, Eh, io avevo anche non sopportato quella delle sorelle Tonnica anche. non me la Quella ricordo. ma Sempre comunque che è taverna. sì, 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 no, il problema è davvero Mm, la taverna, quello è mm, indubbiamente. E poi bella invece anche quella finale di Angleberger su You Wills, mhm. divertente, quella, che davvero sa mettere un po' tutto in prospettiva e prendersi un po' gioco di se stessi, ecco, Oltre che quindi farci bello per rispondere quello. 500 volte la stessa domanda Ma è dei canonico. lettori, esatto. Ehm, bene, Alessandro cita la storia della Dianoga, che io ricordo inizio a ricordare vagamente, però non me la ricordo Che si molto ricorda il suo pianeta bene. natale, se non sbaglio. Come è stato portato lì, come c'è Ah, è arrivato. vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Verissimo. Sì, No, assurda non era anche male anche quella. quella. Insomma, Mh. forse esatto, il problema un po' da un certo punto di vista è essere un po' sbilanciato per quanto riguarda il film, ecco. Difetto mantenuto anche nel successivo, sebbene in misura un po' minore. Io l'ho trovato migliore quello di episodio 5 Io non l'ho letto io quello ancora. nel suo complesso l'ho apprezzato di più, e un difetto che verrà mantenuto ovviamente anche in quello di episodio 6. Sapete ragazzi che in un cestone delle offerte di 40 racconti non tutto può essere oro ovviamente, quindi armatevi di pazienza, ma un'occasione dategliela, ecco. Comunque vogliamo ringraziare Panini per averci obbligato a realizzare la Mh-mh. recensione di Da un certo punto di vista, che ci trascinavamo salvata nelle bozze per No, cinque e poi e cancellata. poi cancellata a un certo punto, ma ci siamo trascinata per 5 anni, e non sto scherzando, e l'idea iniziale era quella di dividerci i racconti, non tutti ovviamente, però ognuno avrebbe selezionato tipo 5 racconti, se non sbaglio, Io penso tutti li avessimo distribuiti, sai? e li avevamo distribuiti tutti, Mh-mh. davvero? O comunque 5 persone, ma eravamo in 3-4 in redazione, quindi comunque da coprirne almeno metà. Sì, sì, sì. E dovevamo fare questa recensione, diciamo, composita, questa multirecensione con i vari racconti, i vari punti di vista anche della perché doveva essere una recensione, come dire, corrispondente all'opera, per cui con tutti i punti di vista della redazione. Non ci siamo riusciti, nessuno ce l'ha fatta perché alla fine tutti avevano magari 2 o 3 racconti che non andavan giù e quindi non ce l'abbiamo mai fatta, non ci siamo mai messi tutti insieme e Panini essenzialmente portandolo in italiano ci ha obbligato a farla uscire e per fortuna Daniele e Federico hanno apprezzato abbastanza il volume con i suoi alti e i suoi bassi e a quattro mani loro due ce l'hanno fatta a scrivere questa recensione che davvero aspettavamo da lungo tempo, a lungo atteso. Si sono sacrificati per noi. E si sacrificheranno anche a maggio per quello di episodio 5, mi sa. Esatto. Ho così questa sensazione.
Continuerei a questo punto con le raccolte di racconti con l'altro pezzo da 90 che è Miti e Favole. Eccolo qua. Che io in realtà devo leggere ancora cioè devo leggere le storie aggiuntive. Perché parlo di storie aggiuntive? Perché questo Miti e Favole qui che vedete non è l'edizione standard, ma è la traduzione, diciamo, della cosiddetta edizione Target. Intanto vi do qualche informazione. È un bel cartonato senza effetti particolari in copertina, è tutto liscio, lucido, costa 19 euro, che secondo me è un prezzo ottimo per la qualità della carta, per l'edizione e per anche tutte le illustrazioni che sono contenute all'interno, tipo questa qua, guardate che bella. E Miti e Favole è disponibile in lingua originale in 3 edizioni, che tra l'altro io ho tutte in questo momento, cioè un'edizione standard con qui non mi ricordo quante storie sono, qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi c'è un'edizione standard con 10 storie. Poi c'è l'edizione, e anche quella in realtà è disponibile in un'edizione statunitense che ha la copertina telata, molto bella, e l'edizione invece inglese che ha la copertina rigida con sovracopertina. Io ho quella inglese, sì. Anch'io ho quella inglese, esatto, perché costava di meno e non sapevo che ci fosse differenza. Poi invece esiste un'edizione che negli Stati Uniti è acquistabile soltanto nei negozi Target, che sono dei, diciamo, grossi supermercati, una catena di ipermercati in realtà, cioè non vendono soltanto alimentari, ma appunto anche libri, action figures e un sacco di cose che non sono disponibili in Italia. E contiene 3 racconti in più, ed è questa che ha tradotto Panini. E poi c'è un'edizione invece esclusiva di Galaxy's Edge che contiene ancora altri 3 racconti in più, quindi arriva a un totale di 16 racconti, ed è invece appunto esclusiva di Galaxy's Edge, ed è un'edizione che adesso vi faccio vedere mentre CF vi parla di Miti e Favole. Quando CF vi farà l'invettiva contro le edizioni Target, maledetti loro, per purtroppo aver proposto 2 edizioni differenti, molto sostanziose, perché comunque 6 racconti bonus non sono poche, dobbiamo essere assolutamente contenti della versione ampliata. Ecco, Giorgio ci mostra l'edizione in pelle umana, mostraci il Esatto. difetto con cui ti è arrivata. No, non lo posso mostrare perché l'ho riparato nel momento in cui è arrivato, però sta di fatto che quando l'ho aperta, praticamente questa pagina qua si è completamente scollata e l'ho dovuta reincollare subito con la colla. Però, come vedete, adesso tiene botta. Questa appunto è l'edizione appunto in pelle umana, è bellissima. E cioè Panini ha detto che ha preso spunto da questa edizione per realizzare il diario di Ben Kenobi. Quindi speriamo bene. Poi con tutta la rilegatura, vedete, io in realtà devo tenere le cose lontane per metterle a fuoco. Tutta la rilegatura con i nastri di raso, no? È molto bella, molto pregiata. È stata in vendita per un tot sul Disney Store americano online perché Galaxy's Edge era chiuso e quindi pur di venderle le hanno messe online. Stavo facendo l'invettiva contro queste edizioni che Sì. addirittura diciamo che qua sono stati anche abbastanza sensati distanziando la distribuzione delle varie edizioni. Per il seguito Dark Legends hanno mandato tipo o 2 settimane dopo l'edizione Target ampliata, quindi neanche in contemporanea hanno annunciato la Target 2-3 settimane dopo l'uscita, e lì è stato un po' un colpo molto molto basso. Quindi dicevo che ero estremamente contento che Panini abbia portato l'edizione comunque ampliata, ecco, perché queste iniziative region locked non penso piacciono a nessuno, per chi è fuori dagli Stati Uniti. Nessuno vuole diventare matto per una cosa stampata in milioni di copie, non milioni, però comunque non si tratta di un'edizione limitata, si tratta semplicemente di un accordo esclusivo con una catena che non esiste all'estero, quindi solo Sì, frustrare
acquirenti, ecco, questo è il mio pensiero personale. No, per fortuna che, in Germania erano riusciti a fare questa cosa e quindi ci si è potuti un attimo appellare a quel caso, ma Mh-mh. se l'hanno fatto loro poteva essere fatto anche qui. Assolutamente. La copertina io devo dire questa la apprezzo molto, nonostante Panini volesse portare quella della copertina originale. A me questa piace molto, anzi forse è una delle illustrazioni che preferisco, anche se forse quella è un po' più banale, cioè più standard. Vabbè, quella è meravigliosa. La peculiarità di Miti e Favole è il fatto di, e così rispondiamo alla domanda subito, ma è canon, è il fatto di appunto essere una raccolta di favole e miti che sono realmente esistenti nella galassia di Star Wars. Cosa voglio dire? Voglio dire che le vicende raccontate non sono canoniche, ma il fatto che nella galassia si raccontino delle favole e dei miti come questi qua è canonico. Quindi a livello narrativo, a livello di storie, le storie sono canoniche, le vicende no. Quindi le storie vengono narrate all'interno della galassia lontana lontana. Che poi queste storie abbiano un fondo di verità più o meno grande, e questo sta un po' al lettore valutarlo, anche perché quando ci sono riferimenti a personaggi conosciuti sono sempre abbastanza evidenti, grazie o alle illustrazioni o proprio alle descrizioni dei racconti. Secondo me questo è un acquisto obbligato, cioè una delle opere che non pensavo di vedere in Italia, soprattutto non in questa edizione, che è davvero ben realizzata. È un libro per tutti, quindi lo può leggere un adulto, lo potete leggere a un bambino, una bambina, può anche leggerlo da solo perché è scritto molto grande, ha insomma un font bello ampio, bello, l'interlinea molto, molto grande. Secondo me Miti e Favole è forse una di quelle opere di cui all'inizio non scommettevamo un euro, però poi si è rivelata essere una delle migliori delle nuove produzioni. Per come è impostato, per la qualità media che è altissima, non hai variazioni di autori, non è come da un certo punto di vista, che comunque si prende poco sul serio. Qua invece si prende molto sul serio. Quindi questa è un po' la cosa più interessante, più importante. E provvedo io la cosa che ha scritto Deboz Ah in sì, chat. grazie. Sì, sì, scusate, ne abbiamo avuto... Invasione del gruppo Telegram. Esatto. Detto questo, la storia che io ho apprezzato di più è quella del viandante, che è appunto anche quella di cui... e forse anche della strega e l'uochi, sai? Mi è piaciuta molto. Non ho ancora letto Uprising, la esatto. strega dei Walkie. Non ho ancora letto invece le ultime tre, quelle diciamo... Ah beh no, c'è anche quella bellissima di Rin Imbisley dei Sith. Darth Non- Caldot, mi pare, di- sì. esatto, non mi viene il titolo della storia e non riesco a ritrovarla. Cos'è? Sguardo di pietra, forse qualcosa del genere? Sì, una cosa di Darth Caldoster e Lo Ryan sguardo di Imbisley. pietra, forse. Esatto. Pagina 99. Grazie. Quella anche bellissima, soprattutto perché appunto è qualcosa di diverso e che riesci proprio a visualizzare come qualcosa che viene raccontato, no? La statua di quel Twi'lek pietrificato, i Sith, eccetera, eccetera. Cioè, ha proprio quel sapore di fiaba e di mito, così come anche il viandante. E per questo, secondo me, sono queste tre le mie preferite. Sì, hai detto praticamente tutto. Le mie preferite sono Sguardo di pietra, proprio, forse anche proprio la prima, l'apertura, il Cavaliere e il Drago, che è la Sì, classica che è Sant'Andrea, la... mi pare, che affrontava il Sì, drago. San Giorgio. San Giorgio, sì, scusa. Vabbè. Sbagli così. E il Dorato, che è il racconto bonus degli Ewok,
Io non c'ero arrivato subito, ma Ah, quando sì, arriva la sì, sì. rivelazione capisci chi è il dorato, lì sono Sì, proprio no, allora esploso. l'ho letta, l'ho letta. Quella È vero. è oro puro. Quella lì io sono non c'ero arrivato, quando ho capito sono proprio esploso. No, le Vabbè, illustrazioni ma sono bellissime. sì, sì. Poi si vede che il progetto è andato bene perché questa raccolta, diciamo, che mescola racconti del lato chiaro e del lato oscuro. Poi hanno visto che è andata bene e hanno fatto la raccolta dedicata solo al lato oscuro e anche, tra l'altro mi è arrivato ieri quello sul periodo natalizio, sulle festività. Mh-mh. Quindi è un formato vincente, una vera e propria sorpresa vederlo arrivare in italiano e, come ha detto Giorgio, è una cosa che prima acquistate e poi vi domandate di che cosa parlo, che cos'è. Quindi Sì, no, secondo me questo non deve mancare. È davvero una gemma, del 2018, secondo me è 17. 18 in lingua originale, Di sicuro è stato una delle migliori opere o uscite. anche 19 forse, Qua addirittura. non Adesso vedo. adesso te lo Email cerco no, subito. Io spero che arrivi anche Dark Legends a questo penso punto, di sì. e spero che arrivi anche in edizione Target. Sì, 2019. Ti dico di più, spero che arrivi in edizione Target, ma che arrivi con questo stesso dimensione, perché Dark Legends in lingua Sì, originale è grande così, mi ce l'ho sembra. purtroppo, E sì, io è piccolino. non l'ho comprato apposta Mh-mh, perché quell'edizione lì non mi piaceva e ho detto, nel caso mh-mh. prendo la Target, poi anche la Target era piccola, ma a questo punto lo aspetto in italiano e basta. E purtroppo Perché avrà una cover molto brutta l'edizione Target, però ce la faremo andare bene comunque, perché sì, non so, è davvero proprio brutta tra tutte le illustrazioni che c'erano, però vabbè dai, oh, ragazzi, guai a lamentarsi, e soprattutto questa storia del formato aveva creato molto, molto malcontento all'epoca, giustamente, perché è sì. un volumetto così, in confronto all'edizione UK che abbiamo io e Giorgio di Miti e Favole in originale, stonava, ecco, era proprio compatta, si vedeva che era fuori fase, Mh-mh. mentre quello delle storie natalizie è tornato col dimensionamento classico, ecco, quello posso confermare che dovesse mai arrivare, anche se è quello più debole, ecco, questo Mh-mh. c'è da dire, è Però imprescindibile. sai, Sì, sì. comunque c'è qualcosa di Alta Repubblica dentro, sotto Mh-mh. Natale magari può tirare un po' di più. Mh-mh. Però vedremo. Io, Prima ovviamente Dark Legends. sì, sì, direi prima Dark Legends e comunque poi tutte queste opere di George Mann, secondo me sono molto, molto valide. Le illustrazioni, di Grant Griffin, ricordiamolo, sono davvero stupende. Tra l'altro George Mann adesso è salito anche a bordo del progetto Alta Repubblica, in realtà era già salito a bordo perché realizzava aveva realizzato il secondo adattamento Mh-mh. illustrato, la seconda riduzione illustrata, sulla Fiera della Repubblica, Devo quindi comprarlo insomma ancora. anch'io tra l'altro. Quindi ecco, George Mann si è ritagliato un posto tra i luminosi, anche perché è amico di Cavan, però è assolutamente in gamba e questi Mh-mh. volumi lo dimostrano, assolutamente, Mh-mh. per proprio l'abilità di prendere il materiale Star Wars e rimaneggiarlo, che non è facile perché come dire, Esatto. non è una cosa banale come potrebbe sembrare. Ehm Poi, Cosa abbiamo? cos'altro è Classic uscito? ancora? Abbiamo i classic, sì, di cui vabbè Mh-mh. non diciamo mai moltissimo sui classic, però ricordiamo che la collana sta proseguendo abbastanza sprombattuto, anzi devo dire a causa dei ritardi gli ultimi volumi sono usciti un po' troppo ravvicinati, per i miei gusti. Classic secondo me è una serie di volumi meravigliosa. Per la resa grafica io ancora Mh. non ho avuto, il tempo di fare una bella foto per postarla su qualche subreddit Mh-mh. o su Twitter e fare invidia agli americani che abbiamo delle edizioni così belle, di queste storie anni 70 e anni 80. Questo qui è il giro di boa essenzialmente, perché è il sesto volume, saranno 12 in totale. Qua mi sembra che compaia anche qua, se non sbaglio, arriva fino al numero, ehm, non mi ricordo, Adesso perché ti qua c'è dico sicuramente subito. qualcosa di Fino a Boba Fett. 59. Fino al 59, Mh. ok, per cui ah sì, c'è l'ultimo dono di Alderaan, ok. Considerando che la serie sono 108 più 6 numeri,
che sono quelli esterni di episodio 6, quindi abbiamo passato la metà. E poi manca ancora un annual da qualche parte da inserire, perché mi pare fossero 3 gli annual. Sì, 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 vero, verissimo. Mh. Vedete che questa ha l'edizione con tutti i colori restaurati, per cui secondo me è stupenda da leggere, da sfogliare, super vintage, super pop e, che dire, boh, secondo me se vi piace il genere questa poi è la collana definitiva. Io li trovo anche molto più comodi degli omnibus da Sì. sfogliare, da leggere, anche secondo me anche più belli proprio Mh-mh. esteticamente. Quindi Troverete questo tra qua quest appunto è il classico. Sì? troverete tra queste pagine Super Army, Crimson Jack, che una serie a Vero? fumetti lo ha recentemente ricanonizzato, una serie a fumetti attesissima, ricordiamo. E no, niente, come tutti gli altri volumi è davvero, davvero bello da vedere, proprio comunque un formato molto elegante, ultra pop, con gli inserti di tracce di Banta, Banta Tracks, la fanzine dell'epoca di Guerre Stellari, in un'era in cui non c'era internet, non c'era neanche praticamente Guerre Stellari, esistevano solo forse 1, 2 pellicole a seconda della data d'uscita della fanzine dedicata. Tra l'altro ce n'è qualcuna qua dedicata all'imminente uscita al tempo di episodio 5, che è davvero, davvero molto, molto carina, ecco. E niente, i colori sono bellissime, ha alcune tra le migliori tavole, infatti ve ne ho mostrata una prima che mi ha sempre fatto impazzire per i colori e tutto. È il periodo post 5, quindi abbiamo Anne la grafite, abbiamo delle varie richieste di soccorso e Luke che comunque scopre quella che è la sua eredità Jedi. Io vi mostro sempre questa tavola perché mi ha sempre fatto Bellissima questa. impazzire coi cristalli, è Bellissima. davvero notevole. Quindi sapete, siamo al giro di boa, ormai è oltre un anno che escono, recuperateli se possibile, ecco, hanno proprio un valore storico, essendo la prima serie a fumetti con storie inedite ambientate nella galassia lontana lontana. A questo punto, diciamo, prima di fare il solito recap delle uscite e non avendo io preparato un particolare approfondimento, se ovviamente se avete domande fatele qui in chat. Sulla nostra Vi rispo privata tutto, vita privata, quello che volete. esatto, e vi rispondiamo. Ma facciamo un commentino all'annuncio di oggi. Sì, al Che volo, dritto. allora, per chi non l'avesse visto, adesso faccio una grande opera di regia e vi La povertà mostro. nel non mostrare neanche una bozza di copertina o qualcosa, cioè mettere solo una grafica su sfondo nero. Sono loro i maghi del marketing, ragazzi, ricordatelo. Ecco qua, vi condivido lo schermo. Tra l'altro, e lo dico a Raghi che ci sta seguendo, non hai creato l'hub dell'opera, per cui adesso Crealo. esatto, fila a creare l'hub perché voglio vedere qui la colonnina con The Princess and the Scoundrel. È stato annunciato, visto che oggi appunto è San Valentino, un nuovo romanzo edito da Del Rey, per cui è un romanzo adult, quindi assolutamente come dire, non uno young adult, un titolo diciamo di fascia alta, chiamiamolo così. Questo nuovo romanzo intitolato The Princess and the Scoundrel, che uscirà appunto il 16 agosto di quest'anno, del 2022, e che avrà al centro delle sue vicende il matrimonio tra Han Solo e Leia Organa. Matrimonio che verrà celebrato sulla luna boscosa di Endor, quindi praticamente subito dopo la vittoria contro l'impero, tac, cioè, Tipo a Las Vegas, sì, nella esatto, cappella. cioè, stanno lì che stanno festeggiando, anzi in ginocchia, apre la scatolina con l'anello col Kyber e, e fa la proposta a Leia, si sposano subito, io spero che vengano io spero tantissimo che vengano sposati da C3PO con i paggetti Ewok che portano gli Dallo anelli. sciamano Ewok, dai, da lui. Anche, oppure dallo sciamano Ewok, sì. Yap, yap. Yap, yap. Con i vestiti da sposi fatti dagli Ewok che sappiamo sono in grado di realizzare vestiti delle taglie giuste nel giro di pochissimo tempo. Tanto le misure di Leia ce le hanno già, evidentemente. Mhm.
E a questo punto, dopo la battaglia dell'impero, ricordiamo che ci dovrebbe essere a questo punto dovrebbero verificarsi le vicende dell'impero a pezzi, ancora ambientate su Endor, ma in realtà subito dopo, spero, Han e Leia partono per la luna di miele. Del resto non hanno una... Cioè, come pensa che dire... si sposano il giorno dopo, mi pare che sia proprio il giorno dopo che Han guida il plotone d'assalto con Cass per Esatto, è il l'assalto giorno alla base dopo. imperiale. Cioè, Esatto, il giorno dopo. E il giorno dopo ancora immagino che partano per la luna di miele, perché in realtà tutto questo altro non è che un meraviglioso tie-in del Galactic Star Cruiser, cioè questo albergo, esperienza di 2 notti e 3 giorni al Disney World Resort, costosissima tra l'altro, in cui noi tutti, dormendo lì, potremmo vivere questa esperienza a bordo dell'incrociatore stellare dello yacht tutti gli di altri lusso potranno vivere, non noi, Alcyon. ricordiamo. No, sì, L'esperienza, esatto. non noi. No, ovviamente non noi, e quindi immagino che Anne e Leia, come dire, vivranno la loro luna di miele sulla Halcyon, che comunque è già comparsa in diverse opere, perché c'è già una serie fumetti dedicata, è comparsa anche nell'Alta Repubblica, quindi è stata un po' seminata lì. Tuttavia, ovviamente, avranno a che fare con alcuni resti dell'impero, perché del resto è stato sconfitto 2 giorni prima e questi qua comunque se ne vanno in luna di miele. Che dire, un romanzo che non mi aspettavo, un romanzo che non credo che leggerò subito, sinceramente. Mi prenoto per Mm, la copia, Yeah, io in ebook. la copia in ebook io ovviamente la chiedo. Poi la puoi leggere tu, ma poi magari quest'estate non ho niente da leggere, la leggo pure io, però non credo che darò priorità a questo romanzo, che è scritto da Beth Revis, che è già stata autrice di Rebel Rising, che comunque era un buon Solido. romanzo, era un romanzo solido, per cui sono contento che questa vicenda sia affrontata da Beth Revis e non non lo so, dico un nome a caso, E.K. Johnston, O eh, EMC. perché comunque la Revis in quel romanzo lì mi era piaciuta e credo che alla fine possa gestire bene un po' le due anime del romanzo, avrà sicuramente una parte un po' più di, 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 di azione, di guerra, immagino, ma sicuramente sarà magari anche un bel modo per esplorare un po' che cosa frulla nella testa di Anne e Leia, e mettere questo momento in relazione, ad esempio, a quando li vediamo in Last Shot. Non so dove vediamo un Han comunque un po' diverso, un po' che sta cercando di vivere un po' più da papà, Beh, o anche senza semplicemente in riuscirci. Aftermath, prima di Last Anche, Shot, anche in Aftermath, cui abbandona la assolutamente. moglie per andare a ricercare il suo amico peloso. Beh, Giustamente, come tutti i veri giustamente. amici. La moglie che sta per sfornare: "Tesoro, vado a cercare il mio amico." È in qualche fosso ubriaco. No, scherzo. Ci manchi Chuck, torna, ti prego. Riprendi in Riccardo... mano le redini di Cobb. Ti prego. Povero, si è anche lamentato su Twitter che non è stato citato, e neanche nei Tanto ormai non titoli di c'è più coda. niente del suo personaggio, lo hanno ufficialmente ucciso in quella scena post credit allucinante. Riccardo chiede: siete sicuri che avvenga subito dopo Endor e che non sia solo il luogo? O c'era scritto durante? No, allora, il matrimonio si svolge, cioè, nel senso, si svolge su Endor. Io immagino che succeda durante i festeggiamenti. No, Cioè, spero che tornino, dai, cosa, tornano cosa dopo. fanno? Se ne vanno, poi ritornano lì per fare... Cioè, Il matrimonio è lontano da tutti. lui le fa la proposta, poi combattono, continuano così, e poi si risposano di nuovo lì. Sì. Tornano così. Sì. Sì. Inserire qui la GIF di Boris. Sì, esatto. Boh, non lo so, io spererei nel matrimonio durante i festeggiamenti mezzo ubriachi, sinceramente.
E infatti per quello va a finire male poi dopo qualche anno. Esatto. E cioè, spero che succeda tutto subito. Tra l'altro sottolineiamo come l'Alcyon continui a viaggiare senza problemi durante la guerra civile. Mh. Proprio senza, come dire, non c'è un'interruzione di linea, ma questo vabbè dai, tutto sommato ci No, sta è alla fine. come Canto Bight, la tagline diceva: Sì, "Mentre la esatto. I galassia qualcosa, la ricconi Canto Bight prospera", quindi dai, i ricconi continuano a combattere la loro vivere la loro vita. Draghi commenta con Ewoks con regioni in riferimento al matrimonio tra Temmin, Snap Wexley e Care Kun, che veniva mostrato in 2 versioni. La prima, quella un po' più triste, in Poe Dameron volume 4, Leggenda Mh. ritrovata. La versione divertente e vere guerre stellari è quella in Join the Resistance, Escape Pensa si fanno from scorreggiare Han Boderab. Solo durante il suo matrimonio. Io veramente butto l'ebook dalla finestra. Ma ad esempio chissà se ci sarà Luke. Magari fa lui l'officiante, in quanto cavaliere Jedi, magari gli danno Di quella sicuro ora fa tutto responsabilità. proprio. Risolve problemi, celebra matrimoni. Beh, sarà una lettura quantomeno inaspettata, cioè io sinceramente di tutto non avrei mai detto che quest'anno sarebbe anche uscita questa roba. Proprio non me Poi l'aspettavo. con Ikei che ci farà rivalutare episodio 3 ulteriormente in negativo dopo The Clone Wars. Siamo proprio a cavallo Allo quest'anno. Vabbè, in realtà il vero romanzo che aspetto molto è Shadows of the Sith. Oh, quello che mi sono già prenotato per leggere in anteprima una volta, grazie. Sì, sì, questa volta me lo becco io, mi spiace. Lo Sì, dico sì, davanti a tutti gli spettatori. esatto. Mi sono appena prenotato. No, allora io carico, a me piacciono un sacco queste anche Matrimonio mi è piaciuto, cioè ma mi piace, ha il valore che ha, ecco, quindi non però sono curioso di vedere cosa tireranno fuori. Ehm, Downvote per il fatto di essere un tie-in di un parco, di comunque un'attrazione che insomma con Galaxy's Edge è stato molto, molto pesante. Black Spire, il romanzo di punta, era per fortuna molto oltre che molto buono, comunque abbastanza delicato, a parte la scena "ti faccio fare il tour del parco", ecco, in cui Vi Moradi Sì. veniva accompagnata. Però Il tutte le altre fumetto era opere buono? sì, però comunque anche quello sì, abbastanza spingo, poi, adesso non mi ricordo in tutte le opere in cui è stato inserito Batuu, Throne, Sì. Alleanze, sì, Alleanze, Alleanze, alleanze. purtroppo me li confondo a volte. Quindi hanno insistito abbastanza, ecco, sembrava molto monotematica anche questo Alcyon, ora siamo alla seconda o terza opera, perché mi hai detto anche appunto Alta Repubblica, e Sì, dai speriamo allora non si sì, in ritragga. Alta Repubblica viene leggermente menzionato. In Mh-mh. in questa Wave 3 si menziona che hanno varato questa nuova astronave, la Halcyon, eccetera, eccetera, Mh-mh. però niente di Ah boh, più, okay. No, e poi tra l'altro ragazzi i titoli, porca miseria, i titoli. Il titolo è arrivato anche in italiano, è La principessa, la canaglia e il giovane fattore, l'adattamento di episodio 4. Questo è praticamente, The Princess, the Scoundrel and the Farm Boy. Questo è The Princess and the Scoundrel o viceversa. Quindi ragazzi, fantasia, vi prego, perché uno fa davvero fatica coi nomi. The Last Jedi, War of the Bounty Hunters. Cercate di essere efficaci, ma un po' più vari, anche perché appunto molti li avete già usati. Sì, sì. Il titolo mi ha un po' deluso, ecco, quello del cavolo, ho detto: "C'è già l'altro romanzo, l'adattamento di episodio 4 che si chiama così, vabbè". Però mi aspetto Amen. grandi cose, terribili, ma grandi. Be Bene, a questo punto io andrei a fare se non ci sono ovviamente domande, fare il recap delle uscite di febbraio, Mh-mh. che in realtà è un mese che è già iniziato in maniera abbastanza scoppiettante, perché anzi guardate lo vado subito a prendere, è uscito eccomi qua, Darth Bane, Il sentiero della distruzione, nella nuova, collana I grandi romanzi Legends, collana
che aspettavo, che non speravo di vedere così presto, e sono davvero contento che Panini sia salito sul carro di questa collana statunitense e che ci stia portando alcune ristampe davvero attese con queste copertine meravigliose. L'edizione è super bella, vedete che ci sono gli inserti lucidi qua Non quella e poverata qua. originale. Esatto, non è quella versione originale che è davvero davvero povera, poi ha anche vedete le alette che in originale non ci sono, vi ricordo, quindi secondo me è una bella edizione e anche l'occasione per recuperare questi romanzi che sono attesi, le cui ristampe sono attesi davvero da un sacco di tempo. Infatti anche i prezzi delle prime edizioni stanno calando drasticamente. Questo qui è uscito il 3 febbraio. Il 3 febbraio insieme a il quarto volume dei racconti, La rotta di Kessel, che io devo ancora iniziare a leggere perché ho avuto Io l'ho finito davvero proprio oggi. pochissimo tempo. Quarto volume di 6, per cui anche lì ci stiamo avvicinando alla chiusura, la solita serie di fumetti autoconclusivi diciamo oltre il Legends, ecco, la cosiddetta infinità, quindi tante storie one shot molto particolari, tanti stili diversi, tanti autori diversi. È uscito anche il primo volume di 3 del manga adattamento di Star Wars Rebels, che vedo CF già sorridere. Mamma mia, che incubo. Il Barbetta. Allora, noi sapete che non siamo particolarmente amanti dei manga, però anche questo ci ha messo davvero cioè, ci mette a dura prova, perché, che dire, è un manga fatto e finito, con tutti gli stilemi, ha delle tavole davvero belle, c'è da dire, perché effettivamente il disegnatore mangaka è molto bravo, e poi ha delle altre che sono invece, che potrebbero essere prese da un qualsiasi manga e aggiunti 2 dettagli a tema Star Wars. Gli Quindi Wookiee sono veramente... insomma, non il massimo, se però amate i manga o magari siete molto appassionati di Star Wars Rebels, ovviamente è consigliato. Questo E qua c'è una comunque... cura anche per chi ama i manga, ricordiamolo. Vi vogliamo bene. Se siete amati, ricordatelo. Se avete bisogno di aiuto, scriveteci. Ovviamente il formato invece in questo caso è il solito di manga, si legge quindi da destra verso sinistra e costa sempre 4,90 €. Poi sempre a febbraio devono uscire un po' di cose che stanno venendo rimandate, per cui non sappiamo di preciso quando usciranno, in particolare lo Spillato 10 dell'Alta Repubblica, che contiene appunto The High Republic numero 10, e anche lo Spillato numero 12 di Star Wars, che è l'inizio della Guerra dei Cacciatori di Taglie, perché è il primo preludio, quindi la prima opera che andrebbe letta e che inizia a introdurre le vicende del mega crossover che ci accompagnerà essenzialmente da marzo per i successivi 5 mesi. Sto lavorando a una guida al crossover. Chi di voi ci segue su Telegram già ha visto una piccolissima anteprima. Nelle prossime settimane arriverà appunto una guida al crossover disponibile sul sito con tutte le informazioni, quali sono i vari archi narrativi, qual è l'ordine di lettura dei vari numeri, dei vari volumi, che cosa è contenuto dove, chi sono gli autori, eccetera, eccetera. Tanto comunque ci farete sempre le solite domande su Messenger, come sempre, però avremo la guida per voi per rispondervi. Faremo anche, credo, un video su YouTube, credo che me ne occuperò io appena finisco la guida. Entro fine mese poi deve uscire un altro po' di roba, cioè Fuori dalle ombre, il secondo romanzo young adult dell'Alta Repubblica, scritto questa volta da Justina Ireland, che fa quindi diciamo il passaggio dal middle grade allo young adult, un romanzo che non dovreste sottovalutare perché è tra i vari romanzi, cioè secondo me tra gli young adult quello che è più fondamentale per la macro trama complessiva dell'Alta Repubblica. Succedono tante cose, vengono svelati diversi misteri, non tutti, però qualcosa inizia a venir collegata. Si parla un sacco di iperspazio, per cui se siete interessati all'argomento iperspazio, a come si viaggia nell'iperspazio,
qua questa cosa viene approfondita molto bene. I protagonisti Jedi sono Riz Silas e Vernestra Ruò, e poi c'è anche una terza protagonista non Jedi che è la contrabbandiera Silvestri Yarrow, che è forse l'aspetto un po' più debole del volume. Spacco tutto, spacco tutto. Qualcuno faccia come voglio io. Mamma mia, è abbastanza insopportabile come personaggio, però per fortuna ci sono i Jedi. Sì, esatto, ci sono i Jedi e anche gli altri comprimari che comunque sono più validi, e soprattutto ci sono anche diversi momenti con i Nihil, per cui abbastanza interessante. Poi sempre entro fine mese deve uscire l'omnibus delle età di Star Wars, che racchiude appunto tutti gli Age of Republic, Rebellion e Resistance, tutti i numeri in un unico grande volumone da 608 pagine e che dovrebbe costare 60 € se non sbaglio. Controllo 65? 65 forse, controllo subito, 65, esatto, anche questo dovrebbe uscire entro fine mese. E sempre entro fine mese uscirà il 12° volume di Star Wars 12, appunto Ribelli e Banditi, quindi il penultimo volume della saga Star Wars 2015, e teoricamente c'è anche lo speciale della stagione 2 di The Mandalorian, che uscirà prima in italiano che in inglese. Scienze Sembrerebbe. oscure, misteri dell'editoria. Poi, insomma, ci sono ancora 2 settimane, per cui in realtà potrebbero cambiare tutte queste cose. Però crediamo che almeno il romanzo dell'Alta Repubblica e almeno Ribelli e Banditi e l'Omnibus, cioè dovrebbe uscire senza problemi. E ovviamente di questi titoli ne parleremo nella prossima puntata di Archivio Jedi, che invece sarà il solito secondo lunedì del mese, in questo caso di marzo. Vi dico subito la data, è esattamente tra un mese, il 14 marzo, quindi non prendete appuntamenti, si parlerà appunto anche di Alta Repubblica, per cui mi raccomando, appena lo prendete, leggete subito Fuori dalle ombre, perché ci sarà un po' di cui parlare. Mm-hmm. A questo punto ricordiamo anche dell'appuntamento degli Star Wars Cyber Comics Awards, appunto il 25 febbraio alle ore 21, qui in diretta su YouTube. Assegneremo i premi in questa seconda edizione, votati da voi, dal pubblico, da noi della redazione, e per l'altro terzo da alcune redazioni del fandom che abbiamo voluto coinvolgere in questa iniziativa. E domani invece concluderemo la serie di dirette di Sondari Nights Live dedicate a The Book of Boba Fett. Mi sembra di aver detto tutto. Che troveranno su Anchor il podcast. Esatto, su Anchor, Spotify, Apple Podcast e essenzialmente tutte le piattaforme dove si ascoltano i podcast. Anzi, grazie anche a chi ci ascolta in podcast, che siete un buon numero tutti i mesi o tutte le settimane per Sondari Nights Live, ed è bello sapere che insomma potete fruire dei nostri contenuti anche in questa forma, se la preferite. Vi ricordo anche che c'è la possibilità, se lo volete, se potete, di abbonarvi al nostro canale YouTube, diventare i nostri veri Jedi, supportandoci economicamente e praticamente avendo a disposizione le nostre emoji esclusive. Tra l'altro ne realizzerò presto delle nuove, probabilmente per festeggiare proprio i 7 anni del sito. E se non l'avete già fatto, tra l'altro, potete anche semplicemente iscrivervi al canale, e se ci volete anche supportare potete o abbonarvi o acquistare tramite i link Amazon linkati qui in descrizione, che appunto hanno il nostro referral e ci danno una piccola percentuale, mentre a voi non cambia niente. A questo punto io la chiuderei qui questa diretta, questa puntata di Archivio Jedi. Appunto vi ricordo, la prossima è il 14 marzo. Jeff, ti ringrazio molto anche per le tue osservazioni pacate stasera. Sì, no, Vedi che quando non si parla di Book of Boba Fett. Di audiovisivo sono anche abbastanza propositivo. No, mamma mia, ragazzi. Non ci meritiamo tutto questo. E speriamo che ci saranno, che arriveranno molte opere audiovisive per far ribollire CF, tipo la serie Stranger Things dell'Alta Repubblica. Chissà le opere tie-in di Book of Boba Fett dove sono. I romanzi e i fumetti, chissà dove sono. Pensa che non abbiamo avuto neanche quelli di Mando.
Però in Vabbè. compenso C'era almeno l'idea, li hanno annullati, ma c'era sì, l'idea. in C'era. compenso avremmo Shadows of the Sith, per non aver avuto quelli di mando. Quindi secondo me è una win-win situation. Non vedo l'ora di vedere Oci inciampare nella sabbia e morire. Tipo il capitolo d'apertura sono gli ultimi suoi pensieri mentre annega nella sabbia. Volerei. Tra Grazie l'altro JJ. Oci in Darth Vader 2020 best personaggio proprio, è meraviglioso. Fa scassare Ah, da ridere. sembra proprio uno che inciamperebbe nella prima pozza di sabbie Sì, mobili. esattamente. Bene, quindi io vi ringrazio per averci seguito e appunto vi ricordo che potete seguirci su Facebook, Instagram, Telegram, eccetera, eccetera. E ci vediamo domani per chi ci seguirà con Sundari Nights Live e ovviamente qui sui nostri video e sulle nostre dirette qui su YouTube. Quindi grazie a tutti e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Grazie a Ciao! tutti, ciao.